Monteviasco da sabato ha una trentina di residenti in più, molti di loro sono gli abitanti delle seconde case che non mettevano piede nel borgo tra Veddasco e Dumentina dal novembre 2018, anno in cui la funivia è stata bloccata dopo l'incidente mortale occorso al manutentore. Per salire in vetta è stato utilizzato un elicottero che a più riprese è arrivato alla stazione di Ponte di Piero, ai piedi della montagna, a prendere degli emozionati abitanti che hanno ripopolato il borgo per almeno un mese. Ad organizzare questo speciale trasporto è stata l'associazione di promozione sociale Monteviasco, Borgo e Natura, che ha trovato alcuni fondi, mentre un'altra parte di contributi è stata elargita dall'Unione dei Comuni Lombarda Prealpi. Molta è stata l'emozione all'arrivo, in attesa di vedere al prossimo volo, che è organizzato per il 17 agosto prossimo, altri vicini di casa arrivare lì, dove per 4 anni circa, a dare una grossa mano ai 7 residenti, ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Dumezza.